Lei cosa ne pensa? Vaccinata, sono felice di esserlo, spero di no, per la bambina. Può essere, può succedere, ci vuole un po' di attenzione, bisogna usare un po' di buonsenso. E lei signora cosa pensa? Speriamo bene, speriamo di no, però sentiamo che stanno aumentando. Ho tanta paura, tanta Sì? paura. Non lo so cosa dire perché dai 2 anni che sono chiusa in casa da sola. Non spetta a noi decidere a questo punto, hanno creato un casino che non si capisce tra chi vuole vaccinarsi e chi non vuole vaccinarsi, quindi vediamo come va a finire. Il numero di morti è sceso notevolmente e quindi non trovo giusto rischiare zona gialla, soprattutto adesso che il turismo sta riprendendo piede, trovo giusto lasciare che la gente con le dovute precauzioni però godino delle vacanze e delle libertà. Ma io penso che dobbiamo ben considerare che cosa vuol dire oggi contagio e che comunque non bisogna sottovalutare il problema, cioè è chiaro che se il contagio cresce bisogna stare attenti e quindi prendere le dovute precauzioni. Penso che non dobbiamo assolutamente, come si può dire, rallentare le precauzioni che dobbiamo tenere. E io sto comunque sempre molto attenta. Non è una bella condizione, è una condizione di restrizioni che secondo me psicologicamente anche ti butta giù.